Questura di Milano, ufficio prevenzione generale, volante Baggio, quarto turno, da procedimento penale 27938/04. Milano 4/5/2004. Il presente atto, reperito a circa un anno di distanza dai fatti, nella cancelleria del giudice Stefano Maria Civardi. Oggetto, sentiamo. Annotazione inerente la prima attività d'indagine eseguita in questa via Lorentiggio Civico 30, presso locale adibito a negozio in merito ad una persona indagata in stato di libertà. Tale chi? Gengis Khan, Silvio Berlusconi, Russo Silvio Biagio, si pronuncia Silvio Biascio. No, neanche. E chi? Corrado Carnevali? Cecilia Vassena? Lo stesso Stefano Civardi? Alberto Nobili? Laura Tragni? Lucia Elena Formica? No, non si legge bene, ma sembra che... Oggetto, annotazione inerente alla prima attività d'indagine eseguita in questa via Lorentiggio Civico 30, presso locale adibito a negozio in merito ad una persona indagata in stato di libertà. Tale Russo Angelo. E te pareva. E però negano adesso, dice, noi non abbiamo mai scritto queste cose. Rinnegati. Dice, Russo Angelo, nato a Piazza Armerina, Enna, il 12/4/1948, residente a Milano, in via Giambellino, numero 48, è tutto no 48, generalizzato a mezzo carta identità numero, sì, sono io, questa era la mia carta d'identità, numero AD7650507, rilasciata dal Comune di Milano. Professione nulla facente. Beh, non sono io allora. Beh, ma se c'è scritto così, non mi ricordo. Si vede che ero e sono un nulla facente. Carta canta. Vabbè, nulla facente. Scuola dell'obbligo. Viene nominato difensore d'ufficio. Chi l'ha visto? Avvocato Selleri Paola del Foro di Milano, ufficio legale in Milano, via Spartaco numero 28. E il numero di telefono? Non c'è. Vabbè, poi me lo sono trovato io. Comunque qui non c'è e doveva essere lì presente. No, non c'è. Non c'è e basta. Proseguiamo. Persona accompagnata in ufficio per identificazione ed indagata in stato di libertà per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, violenza privata, minacce gravi. Al signor dirigente l'ufficio prevenzione generale,
al signor dirigente il commissariato Portagenova, il commissariato Portagenova, e per conoscenza al signor dirigente la Digos, al signor dirigente la squadra mobile. Basta? Basta, i Marines americani, l'ONU, niente? Dice basta, al signor dirigente la squadra mobile. Sede! In data odierna, alle ore 19:10, per motivi di opportunità, negli uffici della Questura di Milano, il sottoscritto, agente di polizia giudiziaria, assistente Pacquola Roberto, coadiuvato dall'agente scelto De Angelis Giuliano, con la presente riferisce quanto segue. Sentiamo. Ecco, alle precedenti ore 16:15, bisogna essere precisi, su disposizione della locale CO, questo equipaggio si portava all'indirizzo in oggetto in merito ad una lite verbale, in merito all'affitto del summenzionato locale. Ma che lite? Ma quale lite? Che lite? Vabbè, così sta scritto. Giunti sul posto, si prendevano contatti con il richiedente tale Corriero Francesco. Si chiamava così, Corriero Francesco, quello che chiamavo 113 a volante. Così, lo seppi un anno dopo io, Dice, nato a Bari, il eccetera eccetera, residente a Milano, in via Novara, Civico 62, sicuro che abita lì. Boh. Identificato a mezza patente di guida, eccetera eccetera, rilasciata dalla MCTC di Milano il 16/4/99, con scadenza il eccetera 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 eccetera. Il Corriero riferiva di aver stipulato contratto di locazione commerciale e relativo deposito cauzionale al Russo Angelo. Bastava chiedere a me, no? Il deposito cauzionale non c'è, significa che dice no. Vabbè, deposito cauzionale al Russo Angelo in data 30 aprile 2004, dove gli veniva dato in affitto il locale adibito a negozio ed il retrobottega ubicato nella via Lorenteggio Civico 30, ricevendo le chiavi degli ingressi, precisando che detto contratto aveva avuto inizio il 1° maggio 2004, un giorno della festa dei lavoratori, no? Ecco, con scadenza il 1° maggio 2010, rinnovabile per altri 6 anni, ad un costo di euro 5.000 annui. Ma dica, se uno affittava quel negozio lì, mica lo affittava a 5. C'è scritto annui, non mese. Ma non può essere neanche. Vabbè, 5.000 annui con rate trimestrali da euro 1.250 al trimestre. E la Madonna. Così come da documentazione esibita dal Corriero Francesco. Beh, tutto loro fanno. La conoscono loro, io non la conosco. Boh. Nella giornata odierna il Corriere Francesco è entrato nel suo negozio, si accorgeva della presenza del Russo Angelo, che nel contesto aveva posizionato il proprio computer all'interno del retrobottega, collegandosi alla presa della corrente elettrica. Da qui ne nasceva una discussione in merito all'utilizzo dei locali e dell'impianto elettrico, dove il Corriere Francesco riferiva di aver stipulato un contratto